Il rugby a Pordenone ha da poco compiuto 40 anni. Era infatti il 1978 quando una squadra pordenonese di rugby si iscriveva e partecipava al suo primo campionato ufficiale sotto l'egida della Federazione Italiana Rugby. In queste 4 decadi centinaia e centinaia di ragazzi hanno vestito la maglia di questa società o attraverso essa hanno conosciuto lo sport della pallovale. Società fondata appunto in quel 1978 da Paolo Quirini e dai suoi sodali. Oggi il Pordenone Rugby vanta un credito, una considerazione e un radicamento sul territorio, strutture invidiabili, tanti tesserati. Ma tutto questo non è frutto del caso o della fortuna, bensì del lavoro, spesso dietro le quinte, un lavoro discreto, silenzioso, di tante persone che hanno concorso negli anni a questo risultato. Questo speciale è dedicato proprio a tutte queste persone e a questa società che non deve assolutamente perdere la memoria del suo passato, ma anzi la deve alimentare per creare quel senso di appartenenza che è il vero segno distintivo di tutti i grandi club. È una classe di teppisti in erba, turbolenta a dire poco, saltano sui banchi, minacciano le professoresse, fanno dannare i bidelli, non rispettano nessuno, non riusciamo a tenerli. Lei però, con la sua presenza fisica, potrebbe farsi rispettare, professore. Le suggerirei di fare domanda di supplenza anche lì. Sto leggendo da questo libro scritto ormai qualche anno fa quelli che sono stati gli esordi proprio della storia del rugby a Pordenone. Il professore in questione era Paolo Quirini. Ebbene sì, ero io. Quella volta insegnavo educazione fisica a Pasiano, dove la correggenza era del professor Angelo Luminoso, era preside Angelo Luminoso, ancora vivo, un splendido di 95 anni, ogni tanto lo si vede ancora per Pordenone. Ecco, lui un giorno mi disse: guardi professore, a Pordenone avremo bisogno di lei. Ho fatto domanda e sono entrato in quella famosa classe turbolenta. E in effetti un giorno successe che ne avevano combinate un po' troppe e mi prudevano le mani, devo dire la verità. Allora io ho detto loro... Perché, scusami se ti interrompo, questi ragazzi che avevano, ragazzini di 13-14 anni... Qualcuno un po' più vecchio anche ripetente. Perché c'era qualche ripetente, però voglio dire, erano degli adolescenti che non avevano nessuna remora anche a minacciarti fisicamente. È il gruppo, no? Era la questione del gruppo. Poi non dimentichiamo che era il 68, quindi il 68 era il famoso anno della contestazione giovanile e seguivano questo indirizzo. E allora a un certo punto dissi loro: sentite, io qui le mani addosso non posso mettervele, voi non potete mettere addosso a me. Avete voglia di suonarmele? Benissimo. Io gioco a rugby, vi insegno a giocare a rugby e lì potete fare quello che volete al vostro professore, perché siamo fuori dalla scuola e vediamo se avete il fegato di farlo. Hanno avuto il fegato, dopo naturalmente non è successo niente perché il rugby li ha appassionati e da lì è cominciata la storia, perché c'era la necessità di fare una squadretta, mancavano però le strutture. Avevo come grande amico questo personaggio molto conosciuto, questo imprenditore che era il geometra Giovanni Santin, che aveva dei terreni vicino all'hotel. Gli chiesi questa possibilità di venire ad allenarmi lì e lui mi disse ben volentieri, anzi mi mise a disposizione l'Endas, questa ente nazionale di azione sociale, e così è nata la squadra di rugby di Pordenone. Molti di quei ragazzi sono ancora nel rugby, o come dirigenti, o come allenatori, o come padri e nonni di altri ragazzi che hanno seguito il rugby. Ecco, ricordiamo tra quei ragazzi terribili della Giovanni Antonio, per esempio Giovanni Cantiello, che è l'allenatore storico del rugby a Pordenone, Walter Morassut, Walter Corsini. Poi la leggenda racconta anche che c'era uno di questi ragazzi che in terza media arrivava già in auto perché era stato bocciato talmente tante volte che ormai era maggiorenne e aveva la patente. Almeno così dice la leggenda. Poi ricordiamo Pierino Zilli. Esattamente. Ecco.
Ecco, erano davvero incontenibili questi ragazzi. Chissà, senza il rugby, che strada avrebbero imboccato. Adesso non voglio esagerare, ma sinceramente penso che il rugby abbia dato un indirizzo a queste persone, perché ha incanalato la loro vivacità in una aggressività permessa, controllata. Quindi hanno scaricato tutta la loro non rabbia giovanile, ma questo loro entusiasmo in uno sport che incontrava le loro esigenze fisiche, dove si sono dimostrati anche dei buoni giocatori. Molti di loro hanno giocato anche in Serie B. Quindi questa classe viene iscritta con il professor Paolo Quirini, viene iscritta ai Giochi della Gioventù. Sì. Partecipa a un'edizione dei Giochi, l'anno successivo si iscrive ai campionati della Federrugby come Indas e come campionati giovanili della Federrugby, giocando sul campo del San Marco Prospicente all'Hotel Santin. Poi però Paolo Quirini non fa più l'insegnante, cambia mestiere e tutto va a morire, finché passano quasi 10 anni e nel 1978 cosa succede, Paolo? Succede che io leggo sul giornale, sul Gazzettino, che il dottor Elio De Anna apre lo studio medico di base a Cordenons. Elio De Anna l'avevo conosciuto 10 anni prima, quando giocavo con i ragazzini ancora, e io quella volta giocavo a Udine. Ho portato con me Elio De Anna e suo fratello Dino, il compianto Dino De Anna, a Udine. Abbiamo giocato a Udine, abbiamo giocato per 3 anni insieme, anzi per un anno insieme, perché dopo Dino De Anna e Elio De Anna sono stati presi dal Rovigo, dove hanno fatto una bella carriera, e dopo 10 anni, appunto nel 78, leggo che Elio ha aperto lo studio. La prima cosa che faccio, gli telefono e gli chiedo se mi voleva avere come paziente. Mi ha detto subito di sì e gli ho detto: già Elio che sei qua, perché non facciamo una squadra anche a Pordenone che manca? Intanto erano già venuto su il Maniago e il Polcenigo, mancava Pordenone. E dice: ma sai, io non posso perché ho il mio lavoro e poi sono a Rovigo soprattutto. Bene, dico, tu che hai queste possibilità di avere questi allenatori di grande livello e soprattutto le tecniche ultime, mi vieni quando puoi. Io intanto faccio la squadra, mi occupo io di tutta la parte burocratica, faccio l'allenatore e tu ogni tanto ci vieni a portare le novità di quello che succede nel mondo del rugby. Elio accetta e così fondiamo la squadra. E si parte, come primo terreno di gioco trovate il famoso Campus, il campo del collegio Don Bosco. Da lì riparte il rugby a Pordenone. Allora naturalmente mi do da fare per trovare i ragazzi, prima di tutto perché c'è stato un po' un exodus di questi ragazzi, allora vado alla ricerca e li trovo. Vado poi in comune per trovare un posto per dove andare a giocare e lì incontro il grande Alvaro Cardin, che era l'assessore allo sport. In quei giorni lì, era fine maggio, c'è stata la finale Samson Rovigo contro Petrarca Padova a Udine. Hanno fatto la finale lì ai Rizzi. E allora convinco Cardin a venire a vedere cos'era il rugby, perché lo conosceva di nome ma non di fatto. Andiamo lì e poi è stato quel famoso fattaccio del fulmine che ha colpito l'asta della bandiera di un giocatore del Rovigo. Di un tifoso? Di un tifoso del Rovigo, e c'è stato quel grosso problema. Però siamo andati lì appunto. Ma al di là di quel gravissimo, terribile incidente, fu una partita che restò negli annali, partita memorabile per le emozioni che regalò. Anche perché i due fratelli erano in campo, Dino giocava col Petrarca, Elio De Anna giocava con il Rovigo era favoritissimo, tant'è vero che dissero: sì, vincerà il Petrarca solo se nevica. Fatalità, quel giorno lì, quando è venuto appunto quel fattaccio, ha grandinato e il pubblico del Petrarca diceva nevica, proprio per indicare che avrebbero vinto, con una meta di Dino De Anna. Quindi galvanizzati, gasati da quell'esperienza a Udine, dalla visione di quella partita mitica, avete iniziato l'attività al Don Bosco, il primo campionato ufficiale, con le maglie bianche e con il nome Amatori Pordenone, che ricordavano la tua prima esperienza rugbistica, quella con l'Amatori Milano.
Esatto, io venivo dall'Amatore Milano come prima squadra di rugby, avevo imparato lì a giocare e proprio per passione ho chiamato il rugby Amatori Pordenone. E da lì abbiamo iniziato nel Campus, nel Don Bosco, dove c'era stato trovato appunto da Cardin. Andavamo lì a pagamento, ma andavamo lì. Abbiamo trovato anche un primo sponsor, questo è molto importante secondo me, perché eravamo abbastanza in cattive acque come finanze. E un giocatore, ricordiamo di Bernardo, insieme a Rossignoli, a Giuseppe Rossignoli, due giocatori conoscevano molto bene il figlio di Mazza. E vediamo cosa figlio possiamo... di Lamberto Mazza, che era il presidente, l'amministratore delegato della Zanussi. E il giorno dopo sono venuti sbandierando un assegno di 4 milioni e mezzo, che quella volta erano soldi, ricordiamo, eravamo nel 1978, noi stupitissimi, e con i soldi di Lamberto Mazza abbiamo iniziato il campionato. L'Hotel Saint-In fa parte ormai dell'iconografia classica di Pordenone, della geografia potremmo dire. È quello che in inglese si chiamerebbe un landmark, cioè un manufatto che connota il territorio. Si dice così nei discorsi vicino all'Hotel Saint-In, dopo l'Hotel Saint-In, prima dell'Hotel Saint-In. Ed è anche stato il luogo dove il rugby di Pordenone ha emesso i primi vagiti. Grazie a Giovanni Santin, questo imprenditore che fu uno dei primi mecenati appunto del neonato rugby pordenonese. Qui abbiamo le figlie oggi, Giovanna e Romanina, che sebbene giovanissime sono state testimoni di quel periodo pionieristico. Il papà è sempre stato molto attento e molto vicino ai giovani. Quando Paolo è venuto a raccontare il papà che insegnava in questa classe di ragazzi turbolenti che avevano bisogno di spazio per muoverli e per fare un'attività diversa, il papà è stato molto contento e lusingato di poter offrire loro il nostro albergo come spogliatoio, come sala di incontri e il campetto dietro all'albergo per fare gli allenamenti. Dove c'è sport c'è salute, diceva il papà, c'è benessere, c'è consapevolezza della vita, c'è la gioia di stare insieme con gli amici, ma soprattutto c'è l'apprendere la determinazione per affrontare la vita del domani. Quindi tutto questo fa bene ai ragazzi. Aveva portato qui il circolo Endas, un circolo attento appunto allo sport e alla cultura, per tenere i ragazzi lontani dai pericoli, in un ambiente sicuro dove potevano fare sport. Quindi per il papà è sempre stata un'attenzione e lui sarebbe orgoglioso di vedere che dopo 40 anni il piccolo seme che aveva piantato ha dato questi grandissimi risultati. Giovanna, tu cosa ricordi? Tu eri giovanissima, ma cosa ricordi di quel periodo che, come ho detto prima, erano gli anni ruggenti, gli anni pionieristici del rugby a Pordenone? Io ero molto molto piccola, però ho dei ricordi molto belli, perché andavo anch'io a vedere i giocatori che si allenavano e giocavo anche insieme a loro, quindi ho avuto modo di conoscerli, di stare insieme ed ho veramente un ricordo molto molto bello, intenso, e di bambina piccola che ha potuto crescere insieme allo sport e ai giovani dello sport. Sono passati 40 anni, come dicevamo, tante cose sono cambiate, non solo nel rugby ma anche nella società civile. Centinaia e centinaia di giocatori si sono succeduti in questi anni vestendo questa maglia, quella del Pordenone Rugby. La presenza sempiterna è quella di Paolo Quirini. Sì, è vero, per fortuna ci sono persone come Paolo Quirini e infatti ancora oggi, dopo 40 anni, abbiamo una squadra di rugby molto, molto importante, squadre di bambini anche molto piccoli che giocano a rugby, e questo lo dobbiamo senz'altro a Paolo Quirini, ma anche al papà, e questo ci dà per noi un grosso motivo di orgoglio, e ci onora anche sapere che abbiamo fatto crescere questo rugby a Pordenone.